Gobbo, lei ha perdonato i suoi aggressori a questo punto? Non li ho accusati, di conseguenza, sono perdonati, già dal principio. Non si tratta qui di accusare o di perdonare, si tratta di gestire la situazione, sì, in una maniera più elegante e armonica possibile. Gentilezza è, un qualcosa di particolare e come vediamo funziona molto meglio della violenza. L'arma della gentilezza contro la violenza dei baby bulli, a una settimana esatta dalla sua aggressione in vicolo Rialto, Luca Gobbo, consulente informatico, preganziolese di origine e svizzero d'adozione, è tornato a Treviso per incontrare il sindaco Mario Conte, che lo ha voluto ricevere a Casugana per un ringraziamento pubblico. Dispiace perché i protagonisti sono due ragazzi di 15-17 anni che hanno davanti tutta la vita da scrivere, da raccontare, e oggi hanno macchiato il disegno della loro vita. Responsabilità nostra è quella di metterli nella condizione di poter riprendere il disegno della vita con pennelli e colori e cancellare questa macchia. Ritornando sul luogo dell'aggressione, Gobbo ricorda quegli istanti interminabili. Sono stato colpito innanzitutto qui, sulla parte destra, con il bidone anche qui sul coso e un calcio anche vicino alla colonna vertebrale, meno male che è spostato lì a sinistra, esattamente dove che è l'osso che non mi ha colpito il rene e che non mi ha colpito altri organi. Botte ma anche minacce e una frase che parla di un clima di impunità diffuso anche tra i giovani. Mi aveva detto alla fine, visto che io sono ancora minorenne, e mi hai picchiato, allora mi farò il scooterone. Non funziona, non funziona. A Treviso intanto è stata spostata da Piazza dei Signori a Piazza Borsa, l'iconica giostrina, l'indicazione della sovrintendenza, ma non sfugge che la nuova location è nel quadrante più caldo per risse e aggregazioni. Una buona soluzione che magari contribuisce a portare lì famiglie, a portare lì vita, e magari anche è un deterrente per quei ragazzi che di fronte ai bambini magari evitano di assumere comportamenti sbagliati. Anche questo potrebbe essere una sperimentazione di soluzione.